L'attesa è finita, con la cronometro a squadre maschile e femminile di ieri e la crono individuale riservata alla categoria Under 23 ha ufficialmente preso il via la settimana iridata di ciclismo che quest'anno ha fatto capolino in Toscana. Circa 1000 corridori in rappresentanza di 54 nazioni che lotteranno per 12 titoli. Nonostante sia terra di ciclismo, è la prima volta che l'evento mondiale fa tappa a Firenze e dintorni. L'attenzione maggiore si rivolge alla gara su strada dei professionisti in programma domenica prossima. Partenza da Lucca, arrivo a Firenze, 272,26 km da percorrere. A Montecatini Terme la prima salita, dopo 45 km la seconda che porta poi alla discesa di Casalguidi, paese di Franco Ballerini. Si arriva quindi al circuito di Firenze da compiere 11 volte. Dopo 2 km di pianura la salita di Fiesole che farà selezione, quindi la seconda ascesa con pendenze che arrivano all'8%, quindi una discesa molto veloce che porterà ai 3 km finali e quindi al traguardo. Le previsioni vedono tra i favoriti lo svizzero Fabian Cancellara e lo slovacco Peter Sagan. Il terzo incomodo è il campione mondiale uscente Philippe Gilbert, che dopo essere rimasto vittima della maledizione della maglia ridata per tutto il 2013 è riuscito ad ottenere la prima vittoria alla Vuelta. Nomi che sono nelle previsioni anche di due campioni del ciclismo come Maurizio Fondries, campione del mondo arenè nel 1988, e Davide Rebellin, ciclista vicentino plurititolato, ha vestito più volte la maglia azzurra, oggi in forza alla CCC Polsat. Io penso che mi vedo la corsa negli ultimi due giri, ultimo giro, nel finale ci saranno sicuramente tre spagnoli con Valverde, Rodriguez e Daniel Moreno, poi Sagan, Cancellara, Boasson-Hagen e poi ci sarà sicuramente Uran fra i colombiani e quindi sarà una lotta aperta, anche se si arriverà in volata sarà una sfida per battere Sagan, che lo vedo come favorito numero uno. Ma vedo tra i favoriti Gilbert, può essere o Valverde, Rodriguez, i soliti corridori che hanno gran fondo, perché la gara è molto lunga e può diventare dura, quindi ci vuole parecchio fondo. Per l'Italia penso che Nibali è una sicurezza, ma metterei anche Scarponi, gli darei un ruolo importante perché secondo me anche lui farà un bel mondiale.